Buongiorno e bentrovati, da voi la linea. Oggi solenne celebrazione questa mattina nella cattedrale di Udine per la ricorrenza dei santi patroni della città, Ermacora e Fortunato. Ci colleghiamo con Isabella Gregorato. Buongiorno Francesca e buongiorno ai nostri amici telespettatori. Festa grande oggi a Udine, in modo particolare qui nella cattedrale, dove si è appena conclusa la cerimonia solenne che ha visto la partecipazione del coro della Cappella Sistina, il coro pontificio, arrivato qui a Udine dopo 30 anni in sostanza dalla sua ultima presenza, dalla sua ultima partecipazione ad Aquileia in questo caso. Con noi il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, per commentare questo evento. Dobbiamo anche ricordare che a celebrare la messa e anche a tenere l'omelia è stato il cardinale Dominique Mambert, che ha portato in sostanza anche la parola di Papa Francesco, ma ha evidenziato l'importanza di Aquileia sia per la religione che per la storia in generale, per la convivenza dei popoli. Si è fatto dei riferimenti storici molto precisi a quelle che sono le radici del cristianesimo nel nostro Friuli, partito da Aquileia, che ha diffuso in pratica grazie a San Marco, ma in particolare i santi patroni, Sant'Ermacora e Fortunato, martiri per la loro fede cristiana. Quindi un messaggio, un'omelia molto importante, anche una cerimonia importante per ricordare le radici cristiane del nostro popolo, che sono una mente forte, che hanno anche plasmato la nostra identità di friulani. Ecco, abbiamo detto, tanta la partecipazione oggi alla cerimonia. C'erano anche tante persone arrivate da fuori, anche proprio per curiosare, per cercare di capire, chiedevano informazioni. Sì, persone che sono rimaste colpite dalla partecipazione di tanta gente, perché dicono, soprattutto ho parlato con alcuni arrivati da Roma, dicevano ma a Roma queste cose non si fanno più, e quindi hanno visto l'entusiasmo nostro nel ricordare i santi patroni in questa celebrazione molto partecipata, con tantissime associazioni. C'erano i donatori di sangue di tutti i borghi della città di Udine e poi altre associazioni, quindi le autorità e poi tanta gente, quindi un bel esempio di fede e anche dico di festa, perché è la festa della città di Udine oggi. Ecco, trasliamo a oggi praticamente il significato della Chiesa, il significato d'Aquileia dei tempi che furono, perché ci sono stati tanti riferimenti anche da parte del Cardinale, no? All'oggi, ripercorrendo la storia. Sì, riferimenti a essere una chiesa che ha radici profonde e un'originalità, perché la chiesa di Aquileia è una chiesa originale, anche il credo che abbiamo recitato, un credo particolare, e anche noi che siamo eredi di questa chiesa e soprattutto che siamo friulani ci teniamo molto a essere non originali, ma appartenere a qualcosa di particolare, di unico, che è il Friuli e il popolo friulano. Ecco, un'ultima battuta per chiudere il collegamento, con l'augurio ai friulani, qui dal sagrato della Chiesa. Non state dimentichiamo mai le vostre radici, le nostre radici cristiane che partiscono di Aquileia e che sono une vere antiche, ma une vere profonde. Grazie al sindaco di Udine Pietro Fontanini, e qui dalla cattedrale di Udine è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato. Parliamo di sicurezza, in particolare nelle località balneari a partire da Lignano, dopo la maxi rissa del weekend. Lignano, dove oggi apre il commissariato, il sindacato FSP di polizia mette in evidenza come per garantire il pattugliamento del territorio servano più agenti, mentre il numero continua a ridursi. La maxi rissa di Lignano Sabbiadoro continua a far discutere, c'è bisogno di sicurezza nelle nostre città, soprattutto in estate. Siamo con Raffaele Padrone, dirigente sindacale dell'FSP Polizia di Stato. Domani c'è il vertice in prefettura Udine, ecco come vi muoverete, come si muovono i controlli anche sulla città balneare. Beh, proprio oggi sarà inaugurato il commissariato di polizia presso la città balneare di Lignano Sabbiadoro. Ci saranno 23 colleghi che faranno parte di questa forza messa in campo, unitamente chiaramente ai colleghi della Polizia Municipale e dell'Arma dei Carabinieri.
e quindi una collaborazione stretta proprio per far fronte a questi episodi. È chiaro che 23 uomini saranno dislocati tra le 24 ore e a seconda di come deciderà il questore di Udine e il Comitato della Sicurezza Pubblica di domani, vedremo quante autovetture impiegare e comunque dare una mano in più al controllo del territorio, che è la parte principale di quello che ci interessa. Città sicure, dicevamo, in estate. Sul fronte dell'immigrazione quali sono le forze in campo? Ultimamente abbiamo visto che anche nelle nostre questure è rallentato il numero di persone che arrivano anche da questa guerra e quindi anche dalla vicina Ucraina. Continuano i flussi chiaramente da altri stati, è una condizione che è sotto controllo. Per quanto riguarda invece le unità in arrivo nelle altre questure, abbiamo dal 2 luglio l'arrivo di 88 persone in Friuli Venezia Giulia, con 28 assegnate alla questura di Gorizia, 26 a Trieste, 26 a Udine e 10 alla città di Pordenone. Questo sicuramente non è, per quanto riguarda il sindacato e soprattutto il mio sindacato FSP, non è un rinforzo di cui si parlava, perché se pensiamo solo, e questo capita in tutte le province, le città del nostro territorio friulano ma nazionale, solo a Pordenone sono 38 le persone che lasciano il servizio, quindi vedete che i numeri non tornano assolutamente, 10 arrivi, 38 usciti. Ecco, sul fronte della sicurezza, ecco, come si possono impiegare meglio queste risorse, anche per dare risposte ai cittadini? Ma quello che il Dipartimento vuole e quello che i questori sono obbligati a dare è la sicurezza diretta, cioè col pattugliamento delle vie, dei centri e delle zone periferiche. Ripeto, come dicevo prima, esiste da sempre un protocollo d'intesa con le altre forze di polizia, dai colleghi dell'Arma dei Carabinieri alla Guardia di Finanza e soprattutto dalla Polizia Municipale. Quindi il ringraziamento mio particolare va ai sindaci attenti alla sicurezza. E facciamo ora un breve bilancio degli incontri che la delegazione del Friuli Venezia Giulia, guidata dal presidente Fedriga, ha avuto nei giorni scorsi a New York. Si è chiusa presso il Fogolar Furlan di New York una settimana fitta di incontri per la delegazione capitanata dal presidente Fedriga, che con la sua presenza ha voluto testimoniare l'affetto per questi ambasciatori del Made in Friuli. Grande risalto ha ottenuto la mostra dei mosaici spilimberghesi ed allestita per l'occasione da Steve Miotto e Fabrizio Travisanutto nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Nell'intervento di Miotto sono state presentate le foto e i dettagli delle 60 stazioni della metropolitana di New York che ospita i mosaici prodotti a Spilimbergo. Altro momento coinvolgente, l'incontro tenutosi presso lo studio legale Gibson & Gibson, dove sono emerse le posizioni conquistate dalla terza e quarta generazione di friulani. Storie incredibili con un grande denominatore comune: fatica, studio, lavoro, dignità e forza di volontà. Dall'istruttore di volo presso la US Navy all'avvocato presso la Corte Suprema, alla giornalista sommelier, alla funzionaria presso la Federal Reserve. Sempre presente anche la console aggiunta Irene Asquini, anche lei friulana, la quale nel testimoniare la presenza e la collaborazione del consolato per le iniziative promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia ha sottolineato l'importanza di queste missioni istituzionali a New York, dove la presenza dei friulani è antica e radicata e con un grande potenziale in ambito economico e culturale. Nell'incontro organizzato per la delegazione friulana alla Famè Furlane, il più antico club di emigranti italiani in città, fondato nel 1929, il presidente Fedriga ha potuto respirare aria di casa, degustando i prodotti tipici giunti dal Friuli: prosciutto San Daniele, formaggio Montasio e dulcis in fondo la Gubana. Lo scrigno di questa sera alle 21 sarà dedicato al corazziere resiano Francesco Madotto, con i suoi aneddoti legati a un'attività, una vita intera al servizio di 8 presidenti della Repubblica. Ci colleghiamo con Daniele Paroni per le anticipazioni.
Grazie della linea e come ogni martedì vi diamo alcune anticipazioni di quello che succederà allo Scrigno questa sera alle ore 21. Alla mia destra c'è un grande corazziere non solo per l'altezza, perché ci racconterà molti aneddoti, perché ieri c'è stato l'anniversario dei 40 anni della vittoria del Mondiale dell'Italia. E lei c'era, maresciallo? C'ero, però il grande lo togliamo. Io sono un resiano, un corazziere, non il grande, ci mancherebbe altro. Ringrazio di questo, ma però non mi va bene. Che ricordo ha del presidente Pertini? Eccellente, ecco l'eccellenza qui la do sicuramente, ma per me, tutti i signori presidenti, eccellenze ricordi di tutti gli 8 presidenti. Avrei degli aneddoti così da parte di tutti toccanti, anche personali, molto molto significativi. Ecco, stasera ne rivelerà, ma c'è, e questo e poi chiudiamo, il passaggio quando qualche ora prima sembrava che Pertini non volasse verso la Spagna e poi è successo che, giunto al Palazzo del Quirinale il giorno 10 del mattino alle ore 9, il signor Presidente, scendendo dalla macchina, si è soffermato e non ha salito subito l'ascensore per raggiungere il piano superiore per il suo ufficio, si è fermato e parlottava con lui. Io ero a distanza con altre 3 persone addette alla persona del signor Presidente e sentivamo che parlava con se stesso, ma non si riusciva a capire. E insomma, sentire questo, sentire il signor Presidente che sta dicendo qualcosa e non avvicinarsi era inopportuno, bisognava, perché poteva avere qualche problema, qualche cosa. Allora timidamente mi avvicinai, dice: buongiorno signor Presidente, buongiorno. Ah, buongiorno, ma io stanotte non ho dormito perché pensavo a quei ragazzi, quei calciatori che li ho visti magri, quel Bearzot lì non li fa mangiare. E io sto pensando di andare col mio aereo e andare in Spagna e portarli al Quirinale e fargli fare una mangiata, ma sono preoccupato, l'ha detto 3 volte, sono preoccupato. Ecco, sono preoccupato perché se perdiamo, che figura faccio? A quel punto era come fare una domanda che dovevo rispondere, dovevo rispondere solo io. Signor Presidente, l'Italia ha fatto un percorso eccezionale, ha battuto le squadre più forti del mondo, l'Argentina, Brasile, Polonia, e in finale con la Germania. Perciò anche se perdiamo, non è che insomma è sempre un risultato eccellente la finale, campionati del mondo. Perciò non c'è nulla da preoccuparsi, signor Presidente, anche se non mi potevo permettere, però mi è venuto istintivo di rispondergli così, come un cittadino. Ma questo era, e che lui questo voleva. E questo è stato, in quanto il signor Presidente in quel momento ha detto: ho deciso. Domani vado col mio aereo, porto questi giocatori al Quirinale a fargli fare una mangiata, perché questi devono mangiare, sono magri, troppo magri. Grazie Madotto, ne sentiremo delle belle questa sera alle 21. Saluto Virna, vicepresidente del gruppo folcloristico della Varresia, e ovviamente il vice sindaco Fiorini, vice sindaco di Resia. Grazie a tutti e grazie a voi. A voi la linea. Grazie a Daniele Paroni, questa sera allo Scrigno dalle 21, ci fermiamo qui, l'informazione torna alle 16:30 con il TG Flash. Buon pomeriggio.